Ok, attendete qualche secondo. Per le persone che sono già collegate, benvenuti. Siamo qui per il webinar informativo per le aziende ICT sui contributi per la digitalizzazione dei comuni veneti in relazione all'accordo Regione Dipartimento per la trasformazione digitale. Chiedo per cortesia di eliminare l'eco, attenzione ai microfoni. Tempo qualche minuto, iniziamo. Ok, buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui per il webinar informativo per le aziende ICT sui contributi per la digitalizzazione dei comuni veneti e in particolare per entrare sul merito dell'avviso pubblico per l'assegnazione di fondi ai comuni veneti per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti SPID, PagoPA e di App.io. Questo evento è dedicato alle aziende ICT che sono interessate a supportare i loro clienti in questo processo. Darei la parola subito al direttore Idelfo Borgo, direttore della direzione ICT Agenda Digitale della Regione Veneto. Prego. Grazie Antonio. E grazie a tutti soprattutto e buongiorno a tutti. Mi dispiace non potervi vedere, manca un po' questo rapporto diretto in questa modalità streaming, ma insomma ce ne faremo una ragione. Insomma. Tanto penso che ci conosciamo un po' tutti perché da anni in realtà collaboriamo tra di noi. No? Oggi quello che vorremmo presentare in realtà non è tanto una novità quanto anche il rafforzamento di un modello che abbiamo iniziato da qualche anno. Come ormai saprete, quest'anno, nei mesi scorsi, noi abbiamo fatto un grosso lavoro, dico noi, ma anche insieme anche ad altre regioni, anche italiane, un grosso lavoro con il Ministero, ma anche e soprattutto col Dipartimento per la trasformazione digitale, per avviare un modello diverso che dia un ruolo un po' diverso anche alle regioni. Il nostro obiettivo qual era? Non era certamente quello di portare a casa solamente risorse, ma era di portare a casa le risorse per i comuni, soprattutto per non lasciare i comuni da soli in questo percorso nei confronti con il Dipartimento o con il Ministero stesso. Noi ci crediamo che uno dei ruoli che deve avere Regione Veneto è proprio il percorso di accompagnamento, un percorso di accompagnamento che deve vedere di poter aiutare soprattutto i piccoli comuni che a volte annaspano e faticano nella loro quotidianità e soprattutto quando si parla di trasformazione digitale forse è l'ultimo dei problemi che loro ci pensano. Visto che uno dei nostri obiettivi è quello proprio di portare anche, di parlare anche di democrazia digitale, cioè far sì che non ci sia il cittadino di serie A e il cittadino di serie B, ma che ci sia il cittadino veneto fondamentalmente, ci crediamo che questo percorso di accompagnamento sia molto importante. Tant'è vero che ringrazio anche ANCI stessa che in questo percorso, devo dire, ci sta vedendo in modo molto affiatato in un grosso lavoro, un grosso aiuto che stiamo portando avanti al territorio. Abbiamo lavorato anche nei mesi scorsi per cominciare a far sì che il territorio, la pubblica amministrazione, i comuni possano anche aggregarsi tra di loro, non solamente negli obiettivi, ma anche per cominciare anche a parlare un po' di standardizzazione di processi, standardizzazione di procedure, standardizzazione di tecnologie, perché proprio anche in questo modello noi ci crediamo.
In tutto questo percorso che cosa manca? Manca effettivamente chi poi lavora effettivamente anche con i comuni, e noi anche ci auguriamo anche nel futuro anche con i SAD, con i soggetti di aggregazione digitale del territorio, perché effettivamente quello che noi vogliamo non è che vogliamo creare, dare servizi, erogare servizi al territorio. Noi vogliamo far sì che il territorio si aggreghi e che possa, in maniera anche coordinata, chiedere poi i servizi a un territorio, un tessuto economico che sta operando, che nel corso degli anni ha sempre operato. Ed è per questo l'oggetto proprio di questa giornata è quello di spiegarvi quali sono questi percorsi, quali sono i nostri obiettivi, perché ci crediamo che in questo percorso il lavoro che voi avete fatto e farete nel futuro sarà importantissimo in questa trasformazione digitale. Per cui vi ringrazio ancora di essere presente tutti oggi e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Lascio la parola, se non sbaglio, a Enzo. Sì, grazie direttore. Sì, adesso è il momento dell'amministratore delegato di ANCI SADI, ANCI Veneto, Enzo Muoio. Prego. Grazie Antonio e grazie a Idelfo. Buongiorno a tutti e a tutte. Io vi ringrazio per la partecipazione e ovviamente vi ringrazio anche per il lavoro che fate quotidianamente nei nostri territori, affiancando gli enti locali, accompagnandoli in quella ricerca di innovazione dei processi tanto necessaria oggi quanto auspicata chiaramente all'interno dei comuni, soprattutto dei medio-piccoli e dei piccolissimi, come diceva appunto prima il direttore Idelfo Borgo. L'incontro di oggi di fatto conferma l'impegno di Regione e di ANCI Veneto nel far squadra e nel voler trovare insieme sinergie e soluzioni che sono in continua evoluzione, un po' come i tempi che stiamo vivendo. La complessità delle procedure da un lato, sempre più necessaria ovviamente a spiegare questioni di responsabilità e trasparenza anche delle operazioni, e dall'altro chiaramente la lentezza tipica di processi che chiamiamo così analogici, largamente diffusi purtroppo fino a pochi anni fa e anzi tuttora molto diffusi all'interno dei nostri enti locali, chiaramente all'interno delle istituzioni pubbliche richiedevano un cambio di passo da parte nostra. E consapevoli di questo si è reso non solo sensato ma anche necessario allargare il tavolo a tutti quei soggetti privati che da sempre hanno dimostrato una sensibilità intorno al tema dei servizi al cittadino e del miglioramento della qualità della vita di tutti noi, e che ovviamente i processi di digitalizzazione e di semplificazione portano con sé. Oggi di fatto quindi ci confronteremo rispetto al bando innovazione per fornire delle linee guida a tutti voi e per poter affrontare i prossimi passi non in ordine sparso ma con una sorta di cabina di regia unitaria pubblico-privata. Lo scopo è quello di consentire un'armonizzazione ovviamente tra noi e voi per poter fornire il miglior servizio possibile al cittadino. Dunque Regione, ANCI e società ICT lavoreranno insieme. Ringrazio pertanto appunto i direttori Idelfo Borgo, Luca De Pietro, l'assessore Calzavara, l'immancabile e fondamentale Antonino Mola e tutto lo staff della direzione ICT e di Regione per il quotidiano lavoro che hanno con noi rispetto agli enti locali sui temi legati allo sviluppo del nostro territorio. Nonché ringrazio la squadra di ANCI, a partire ovviamente dal mio presidente Mario Conte, che ha fortemente voluto e ricercato questa collaborazione rispetto al tema dell'innovazione, insieme al direttore Carlo Rapicava, perché attraverso il lavoro di squadra possano ottenere risultati importanti, e questo significa affiancare appunto le nostre comunità fornendo a chi le rappresenta gli strumenti e le conoscenze in grado di migliorare la relazione con il cittadino ed il governo dell'ente stesso. Pertanto auguro a tutti buon lavoro e vi ringrazio. Grazie Enzo Muoio, gentilissimo. Adesso passiamo al direttore della UO Strategie ICT Agenda Digitale della Regione del Veneto, Luca De Pietro. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Antonio. Mi dico altre due parole soltanto per contestualizzare l'iniziativa di oggi, che in realtà è un secondo appuntamento, perché ieri abbiamo avuto un appuntamento con i comuni che ha avuto un grande successo, eravamo più di 400 persone collegate, quindi c'è grandissimo interesse sul territorio su questa tematica, ma c'è grande interesse un po' per tutta la nostra strategia di trasformazione digitale che stiamo attuando in questi anni.
Due parole su questa nostra strategia di trasformazione digitale che si basa fondamentalmente su 4 pillar, alcuni li hanno già detti in maniera molto precisa anche il direttore Borgo sia Enzo Muoio. Un tassello fondamentale di questa nostra strategia è una governance multisoggetto. Noi crediamo che per favorire la trasformazione digitale del nostro territorio dobbiamo coinvolgere tutti. L'abbiamo fatto partendo dai comuni, coinvolgendo l'ANCI, costituendo e favorendo la nascita dei SATA e ovviamente cercando di coinvolgere il più possibile anche le imprese del settore SIT. Lo facciamo poi attraverso un secondo pillar che è la specificazione di singoli progetti. Ve ne cito due strettamente complementari a quello che oggi affronteremo nello specifico oggi, che è del Fondo di Innovazione. A luglio dell'anno scorso siamo partiti con il bando Porfes da 13 milioni di euro per consolidamento data center, digitalizzazione dei servizi, interoperabilità dei sistemi, che ha coinvolto 7 SAD, i 7 SAD su scala provinciale, coinvolgendo più di 270 enti complessivamente. In più c'è un'altra iniziativa che ci vede coinvolta proprio in questi giorni e che prenderà forma la settimana prossima, che è il bando per i comuni sotto i 5.000 abitanti, rivolto più al tema dell'empowerment, del change management dentro questi comuni, che stiamo portando avanti sempre con ANCI Veneto e che vede come capofila il comune di Nove, che ringrazio perché ha fatto un grandissimo lavoro di organizzazione, il sindaco del comune di Nove. Governance, progetti, competenze, perché crediamo tantissimo che questa dimensione di sviluppo, aggiornamento, sostegno delle competenze è fondamentale, e tecnologie perché, come sapete, abbiamo delle piattaforme abilitanti che mettiamo a disposizione di comuni che li vogliono utilizzare. Questo modello strategico che stiamo adottando è un modello che anche altre regioni stanno riconoscendo come estremamente interessante, tanto che ci stiamo confrontando anche sul livello nazionale, ma soprattutto è un modello strategico che ci piace e ci piacerà attuare anche per il futuro. L'interlocuzione anche col governo sul Recovery Fund vede le regioni come soggetti protagonisti, in particolare anche nel mondo del digitale. Quindi quello che oggi stiamo sperimentando per il Fondo Innovazione e per altre iniziative sarà un tratto fondamentale anche delle nostre iniziative negli anni prossimi. Ultimi due aspetti che mi preme sottolineare prima di lasciare la parola a Antonino Mola, che entrerà nel dettaglio del Fondo Innovazione con tutte le specificità del caso, è la finalità di questa iniziativa. È ovvio che, come tutti ben sapete, che c'è questa scadenza normativa del 28 febbraio del decreto semplificazione che impone a tutti gli enti l'adeguamento ai pagamenti, alla PIO, a SPID. Però la finalità è quella che hanno detto sia prima il dottor Borgo che il dottor Muoio. Dobbiamo migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Quindi il lavoro di squadra che ci auguriamo di riuscire a mettere in campo anche questa volta è proprio finalizzato a questo, a migliorare e a ottimizzare la qualità della vita dei nostri cittadini attraverso un uso più consapevole e più strategico di digitale. Cercheremo di farlo come regione attraverso l'ANCI, mettendo a disposizione prima di tutto un'attività di supporto a tutti i comuni per partecipare. Il nostro obiettivo è veramente arrivare a 563 comuni aderenti a questa iniziativa. Questa è una sfida che ci siamo dati, vogliamo raggiungerlo, i numeri di ieri ci confermano che c'è grande interesse. Non solo metteremo a disposizione questa attività di supporto e coinvolgimento anche di una dimensione quindi inclusiva, come diceva il dottor Borgo, anche dei territori magari più piccoli, un po' più distratti, ma supporteremo i comuni e le loro aziende anche dal punto di vista dell'assistenza, del supporto tecnico e anche dal punto di vista della comunicazione. Ricordo che fare questi servizi e poi non comunicarli ai cittadini non è più possibile, non è cosa buona e giusta, per cui investiremo anche sul tema della comunicazione, partendo, come l'abbiamo sempre fatto, dal basso. Abbiamo definito un incontro per il prossimo 9 febbraio per la rete di comunicatori, un laboratorio di co-design per pianificare questa prossima azione di comunicazione che vogliamo costruire assieme. Quindi piattaforme, assistenza, risorse, supporto tecnico, un mix di azioni che secondo noi sono il giusto equilibrio per provare veramente a far fare ancora un ulteriore salto alla strategia di trasformazione digitale della Regione Veneto. Grazie Antonio, ti lascio la parola. Ok, adesso grazie direttore, adesso passiamo a Antonino Mola, sempre della direzione dei siti Agenda Digitale, per entrare proprio nel merito. Avviso che per quanto riguarda le domande c'è una chat a disposizione e consigliamo di usare quella. Grazie. Prego Antonino. Sì, grazie Antonio, buongiorno a tutti. Faccio solo una
una premessa in termini di collegamenti delle aziende che stanno partecipando al nostro webinar. Mi rivolgo ad Antonio Candiello e a Federica Brocali. Mi arrivano dei messaggi, delle mail di aziende che non riescono a connettersi, quindi chiedo a Federica e Antonio magari di verificare le comunicazioni che sono partite e mandare una nuova comunicazione, se riusciamo, subito agli iscritti, perché in qualche caso ricevo appunto queste segnalazioni. Detto questo, e mi scuso insomma con i colleghi che non riescono a connettersi, provo a condividervi lo schermo così mi aiuto con delle slide per il mio intervento, dicendo che il mio compito, scusate, il mio compito è quello di provare a chiarire insieme a voi gli obiettivi e eventualmente alcuni temi che possano essere non di così immediata comprensione che questo avviso contiene. Allora, prima di partire con l'avviso nel suo dettaglio, ecco, volevo condividere con voi quelli che sono alcuni obblighi che nel tema di pagamenti, di avvio e di SPID le pubbliche amministrazioni hanno, ma soprattutto poi dare un minimo di ordine a quelle che secondo noi sono delle opportunità che insieme Regione Veneto e aziende ICT del nostro territorio possono cogliere come opportunità per mettersi a fianco dei nostri enti e, come diceva il nostro direttore Delfo Borgo, accompagnarli a meglio in questo percorso di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. La prima cosa che volevo condividere con voi è quelli che sono e rimangono gli obblighi normativi, quindi a prescindere dall'avviso che stiamo oggi discutendo, o comunque stiamo confrontandoci sui termini di questo avviso, a prescindere da questo avviso e dai contenuti e risultati minimi che l'avviso stesso prevede, quello che dobbiamo condividere è che l'obbligo degli enti di modificare i comportamenti precedenti in termini di incasso e di adeguare tutti gli incassi a pago PA rimane. Quindi, a prescindere dai risultati, come chiediamo che i comuni per il 28 febbraio e il 31 dicembre, dobbiamo essere tutti consapevoli che comunque l'obbligo non dice più 2, 70% o qualcos'altro, ma dice entro il 28 febbraio tutti gli enti devono integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA. La norma dice non solo l'obbligo è a carico delle pubbliche amministrazioni, ma l'obbligo è a carico anche dei prestatori di servizi di pagamento, cui in sostanza si potrebbe in qualche modo avverare la situazione in cui un cittadino che il 28 di febbraio il 1° di marzo va in una banca e tenta di fare un bonifico a un ente, in base alla normativa, quella banca non può veicolare quella somma se non attraverso PagoPA. Quindi questi sono dei dettati di norma che permangono, così come permane l'eventuale conseguenza che, come potete leggere, che il mancato adempimento di questo obbligo comporta in carico ai dirigenti responsabili dei settori delle pubbliche amministrazioni. Quindi, in sostanza, il 1° di marzo
tutte le pubbliche amministrazioni e il PSP sono obbligati a utilizzare per tutti i sistemi di incasso. Oltre agli obblighi, però, dicevamo che rimangono, ci sono una serie di opportunità. Questo è l'avviso nazionale PagoPA. Ho voluto mettere questa slide per ribadire a tutti che l'avviso nazionale PagoPA, che è stato pubblicato nelle scorse settimane, non è indirizzato ai comuni del Veneto. Questo perché non è indirizzato ai comuni del Veneto? Perché, e arriviamo al nostro avviso regionale, per i comuni del Veneto i fondi dell'innovazione sono messi a disposizione da Regione del Veneto grazie alla collaborazione di ANCI Veneto e di Veneto Innovazione. Quindi tutti i comuni del Veneto possono aderire a questo bando che è alternativo, che è esclusivo per i comuni del Veneto. Ma Regione Veneto, come sapete, ha una serie di azioni che sono coordinate per il raggiungimento dei risultati della trasformazione digitale. Quindi nei mesi scorsi la Regione del Veneto ha pubblicato un bando Agire per la cittadinanza digitale. Sono state presentate dai cosiddetti SAD, quindi dalle province in sostanza, in aggregazione tipicamente con i comuni capoluogo, con alcune aziende pubbliche che nelle varie realtà delle nostre province collaborano con gli enti del territorio. I SAD quindi hanno fatto domanda a questo bando e oggi noi siamo in presenza di 7 progettualità che coinvolgono circa 270 comuni che nelle prossime settimane e mesi cercheranno di raggiungere una serie di obiettivi, in questo caso quelli della razionalizzazione dei CED, dei servizi ai cittadini, della interoperabilità. Il messaggio che volevamo dare ai nostri colleghi delle aziende ICT è che anche questa sarà una ulteriore occasione, opportunità per gli enti e per le aziende per procedere nel solco dell'innovazione tecnologica dei nostri enti. E ancora, la Regione del Veneto, in questo caso in collaborazione ancora con ANCI Veneto, con i SAD, sta presentando una richiesta per rispondere alla manifestazione di interesse dei comuni sotto i 5.000 abitanti, manifestazione di interesse che, come vedete, è stata pubblicata nei mesi scorsi da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Abbiamo già raccolto 150 enti, nei prossimi giorni invieremo la domanda di partecipazione a questa manifestazione di interesse per i primi appunto 150 comuni, ma l'obiettivo che abbiamo, e vi chiediamo una mano da questo punto di vista anche, l'obiettivo che abbiamo è di portare tutti gli oltre 280 comuni del Veneto che sono sotto i 5.000 abitanti ad aderire a questa iniziativa di Regione Veneto, dei SAD, di ANCI Veneto, per aggregare tutti i comuni, proporre un progetto coerente per tutti i 280 comuni e quindi sulla base di questo progetto che stiamo presentando chiedere una serie di risorse per poter continuare nella trasformazione digitale dei nostri enti. Quindi, in buona sostanza, con queste slide che cosa vogliamo comunicarvi? E quindi vi chiediamo un aiuto anche di mettervi a fianco delle nostre amministrazioni per rendere quanto più possibile chiaro un quadro di iniziative che Regione Veneto sta facendo all'interno di una strategia più ampia.
Sicuramente quello che dobbiamo far capire ai nostri enti è che gli obblighi normativi sono invariati, per cui al 28 di febbraio gli enti devono aderire, devono portare sul pago PA tutti gli incassi. L'altro messaggio chiave che vi chiediamo di aiutarci a portare ai nostri enti è che naturalmente non si può concorrere all'avviso nazionale per i fondi di innovazione, ma possono concorrere all'avviso regionale le nostre amministrazioni. Altre informazioni che sono utili da far comprendere ai nostri enti è che i comuni che partecipano al bando regionale di Agire alla cittadinanza digitale, e il bando di cui dicevamo prima, con i 7 progetti per 7 province cappeggiate dai SAD, i comuni che partecipano a quel bando possono anche concorrere al bando regionale dell'ANCI di cui parliamo oggi, così come i comuni che eventualmente parteciperanno al bando sotto i comuni sotto i 5.000 abitanti, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, anche quei comuni possono concorrere al bando regionale. Quindi il fatto che un comune concorra all'uno o all'altro bando non è un elemento che ostacola la partecipazione al bando che stiamo sviluppando oggi. È evidente, e l'ho messo sotto in grassetto con quella frase, bisognerà essere attenti a non finanziare le stesse attività con fondi provenienti da bandi diversi. A dire che se oggi io nel bando, nell'avviso regionale di ANCI, finanzio 2 dovuti nuovi, quei 2 dovuti nuovi non posso dichiarare che li finanzio anche con il bando di Agire alla cittadinanza digitale o il bando sotto i 5.000 abitanti. Magari su quei bandi, ad esempio, indicherò 2 dovuti diversi rispetto a quelli che sono stati indicati nei bandi precedenti. Il senso è non possiamo dire che abbiamo finanziato la stessa cosa 2 volte. Ecco, questo spero sia chiaro. Prima di continuare chiedo ad Antonio o ai colleghi se il mio intervento si percepisce, le slide sono visibili. Sì, perfetto. Sì, perfetto, si vede e si sente bene. Ok, abbiamo un numero di aziende, come dire, coerente con le iscrizioni, oppure c'è un numero molto inferiore che ci può, ad esempio, indicare che ci sono difficoltà a collegarsi? Chiedo sempre ai colleghi, scusatemi, le comunicazioni di servizio. Si stanno ricollegando perché effettivamente c'è stato un disguido su uno degli invii, però diciamo che in diversi hanno recuperato il collegamento. Siamo circa metà degli iscritti. È il caso quindi che magari poi alla fine del mio intervento, se riteniamo di dover ripetere qualche elemento, lo facciamo magari anche su richiesta dei colleghi che magari si sono collegati in ritardo. Io intanto vado avanti. Certo. Va bene, allora intanto vi comunico che se ci fossero delle domande che emergono, vi invito a utilizzare la chat della videoconferenza in maniera tale che magari raccogliamo le domande che di volta in volta emergessero, in maniera tale che alla fine del mio intervento, quando apriamo la discussione, partiamo a rispondere da quelle domande che ci vengono da chi le scrive in chat e poi proseguiamo eventualmente con le domande che emergono eventualmente
nella discussione. Allora, intanto volevo darvi come elemento di come contributo questo tipo di informazioni. Che cosa prevede l'avviso dell'ANCI regionale? Beh, sicuramente un contributo economico che poi vedremo, contributo economico che viene erogato solo se si raggiungono alcuni risultati specifici che sono previsti dal bando. La Regione Veneto, a differenza ad esempio del bando nazionale, oltre al contributo economico, mette a disposizione la possibilità di usare le nostre piattaforme abilitanti regionali e i servizi che noi mettiamo a disposizione dei comuni e delle aziende ICT del nostro territorio, nello specifico MyD, Pay, la Pio, ma ancora la Regione del Veneto mette a disposizione per accompagnare gli enti del nostro territorio in questo percorso di trasformazione tecnologica un di formazione, una campagna di comunicazione e servizi di supporto e assistenza. Volevamo condividere con voi come non sia sufficiente un mero contributo economico per poter mettere nelle condizioni le pubbliche amministrazioni, solo in maniera particolare i comuni piccoli e piccolissimi, a raggiungere determinati obiettivi. Noi nell'esperienza di questi anni abbiamo imparato come i comuni abbiano bisogno di processi di accompagnamento, di supporto. Questa importante attività che secondo noi fa la differenza per il successo di questi processi di innovazione. Per mettere in campo questa iniziativa dobbiamo avere la capacità di collaborare in primis con le aziende ICT del nostro territorio, che sono gli enti che ogni giorno sono a fianco dei comuni e degli operatori del nostro territorio. Ci piacerebbe sempre di più poter attivarci con dei contributi economici e con delle attività di accompagnamento siano in grado di mettere in moto le aziende ICT per utilizzare queste risorse e sviluppare la trasformazione di cui abbiamo bisogno. Come sapete, l'adesione al bando può essere fatta o in forma singola o in forma aggregata. La differenza è semplice: se un ente intende utilizzare le infrastrutture regionali, MyPay, MyPivot, MyD, Appio Gateway, se intende utilizzare le infrastrutture regionali, anda in forma aggregata. Se invece non intende utilizzare le infrastrutture regionali, farà una domanda in forma singola. Chi utilizza la forma aggregata perché vuole continuare o vuole chiedere di aderire alle piattaforme abilitanti regionali, lo può fare anche se all'interno del proprio comune ha già degli accordi con propri partner tecnologici. Quindi, per fare un esempio, il comune, oltre a utilizzare le piattaforme abilitanti regionali e la Regione Veneto come intermediario tecnologico, ha anche un partner tecnologico, un'azienda ICT che gli mette a disposizione un'applicazione per i pagamenti. È assolutamente ammesso che possa farla in forma aggregata e poi magari utilizzare i fondi che gli mette a disposizione questo o gli altri bandi
per magari integrare quell'applicazione del fornitore con le piattaforme abilitanti regionali, così come è anche ammesso che a fianco all'intermediario tecnologico Regione del Veneto, all'interno di un ente vi sia un ulteriore diverso intermediario tecnologico che magari si occupa di dovuti diversi da quelli che il Comune ha deciso di fare intermediare da Regione del Veneto. Quindi in sostanza il fatto che un Comune abbia altri fornitori o altri intermediari tecnologici non gli impedisce, se intende utilizzare anche le piattaforme tecnologiche regionali, non gli impedisce di fare la domanda in forma aggregata. Spero di essere stato chiaro su questo punto, che ha in qualche occasione creato un po' di confusione. Come vedete, i contributi sono divisi per fasce di comuni e il contributo che viene erogato ai comuni e non alle unioni viene erogato solo nel caso che siano raggiunti i risultati minimi, quelli del 28 febbraio e quelli del 31 dicembre. 28 febbraio il Comune riceverà il 20% della somma che vedete sotto la colonna contributo, al 31 dicembre riceverà l'80%. In realtà non è che lo riceva al 28 o al 31, ci sono delle attività di verifica dei risultati, quindi le riceverà successivamente al 28 e successivamente al 31. La cosa importante che dobbiamo comunicare ai nostri enti è il contributo viene erogato a prescindere da rendicontazioni, quindi avete raggiunto i risultati Veneto, ANCI Veneto eroga i contributi. Quello che poi l'ente farà con questi contributi sono, diciamo così, è nella libera autonomia di ciascuna amministrazione. Un altro concetto che volevo condividere con voi per aiutare gli enti del nostro territorio ad avere maggiori informazioni possibili è che se un ente non raggiunge i risultati previsti per il 28 febbraio perde il primo 20%, ma se al 31 dicembre riuscisse invece a raggiungerlo potrebbe comunque concorrere all'80%. Quindi il fatto che non riesce a raggiungere il primo 20% non è che gli è escluso che possa avere a disposizione l'80% nel caso in cui raggiunga comunque i risultati previsti. La partecipazione in forma aggregata è importante perché a livello nazionale sono previste risorse per i comuni che fanno domanda in forma aggregata. Quindi Regione Veneto sta discutendo con il Ministero la possibilità di avere ulteriori risorse per premiare i comuni che si aggregassero e per raggiungere i risultati previsti dal bando. Allora, i risultati minimi sono quelli che vedete riepilogati in questa slide. Vado molto a sintesi. Uno, un nuovo dovuto nel caso di Pago PA. Se l'ente non ha aderito fin lì a Pago PA, prego di considerare che il processo di adesione a Pago PA non è velocissimo, quindi se un ente non ha mai aderito e noi e voi vogliamo accompagnarlo all'adesione, bisogna farlo molto velocemente, perché altrimenti il 28 di febbraio rischia di non poter raggiungere il primo obiettivo. Quindi invece l'ente ha già aderito, non importa naturalmente se ha aderito indicando Regione Veneto o altri come intermediari tecnologici, al 28 di febbraio deve avere due
dovuti, nuovi rispetto a che cosa? Rispetto alla data di presentazione di questo bando. Quindi dobbiamo dimostrare che prima non ce li aveva questi due nuovi dovuti e dopo invece sì. Questi nuovi dovuti vanno veicolati a pago PA aggiungendo al set informativo attuale il codice tassonomico. L'altro vincolo che abbiamo per il 28 febbraio è che vi sia almeno un nuovo servizio sulla PIO. Anche qui l'invito è di attivarsi immediatamente perché l'adesione alla PIO comporta la ratifica di una convenzione e quindi i tempi non sono così larghi da poterci consentire di aspettare ulteriormente se un comune volesse raggiungere i risultati del 28 febbraio. E poi infine abbiamo il vincolo di SPID e quindi questi servizi devono essere accedibili tramite SPID. Per il 31 dicembre 2021 invece abbiamo l'obbligo di arrivare al 70% dei servizi, ad avere sulla PIO almeno 10 servizi di incasso e naturalmente avere SPID. Quindi la sfida è particolarmente complicata perché il 28 febbraio è veramente alle porte. Considerazioni finali prima di lasciare la parola a voi per domande o comunque per rispondere a quelle che avete già fatto. La partecipazione in forma singola comporta il raggiungimento dei risultati in piena autonomia, quindi naturalmente se il comune ha deciso di non aderire ai servizi della Regione del Veneto, ribadisco, il fatto di aderire ai servizi della Regione Veneto non significa che non vi siano all'interno del comune il partner tecnologico, le aziende, altri intermediari. Deve essere chiaro che quei obiettivi di cui abbiamo parlato fin qui devono essere raggiunti grazie alla collaborazione che l'azienda ICT dà al comune. In forma aggregata, che cosa faremo? Per mettere nella condizione tutti gli enti di poter raggiungere gli obiettivi che abbiamo fin qui visto. Pubblicheremo a tutti i comuni che decideranno di partecipare in forma aggregata, pubblicheremo per tutti 25 servizi, quindi con un numero di servizi superiore a 2 di nuovi rispetto a quelli già che erano già stati pubblicati eventualmente dagli enti. Pubblicheremo quindi 25 servizi nuovi coerenti con la tassonomia PAGO-PA, quindi con la possibilità di vincolare oltre al servizio anche i codici tassonomici, e questi nuovi servizi pubblicati saranno disponibili anche sulla PIO. Che cosa pubblicheremo? Pubblicheremo i servizi in quella che noi chiamiamo modalità spontanea, quindi all'interno del nostro sito l'ente avrà la possibilità di consentire al cittadino di scegliere il beneficiario, il comune D. Quando sceglierà il comune A, B o C, in ogni caso il cittadino avrà a sua disposizione 25 dovuti standard. Che volesse pagare online sarebbe un pagamento modalità 1 per chi conoscesse un po' il tema PAGO-PA. Se invece di pagare online chiedesse la stampa dell'avviso,
cosa che naturalmente è possibile sui sistemi regionali, l'avviso, una volta stampato, darebbe la possibilità al cittadino di pagare presso ad esempio un tabaccaio, modalità 3, ma anche sulla base dei gateway che abbiamo sviluppato assieme a PagoPA, darà la possibilità a questo avviso di raggiungere il cittadino che l'avesse scelto sull'APIO. Naturalmente tutti questi servizi pubblicati in modalità spontanea, in maniera standard per tutti gli enti che aderiranno, saranno disponibili anche a un accesso con una speed. L'ulteriore messaggio che volevamo dare è: bisogna fare attenzione ai tempi di adesione sul portale di PagoPA, e sia per quanto riguarda il tema pagamenti, sia per quanto riguarda l'APIO. Quindi l'invito è, se qualche comune non è ancora nelle condizioni di aver aderito o vuole aderire, deve farlo immediatamente, al di là del fatto che lo faccia in forma singola o in forma aggregata. Deve darsi da fare, anche perché i tempi di reazione dei colleghi di PagoPA non sono immediati. L'altra informazione che volevamo darvi è: noi pubblicheremo 25 dovuti, ma dal 28 di febbraio in poi siamo disponibili a aggiungerne, modificarne, a toglierne se non fossero necessari, però questa operazione di pubblicarne 25 per tutti da subito dà la possibilità a tutti di poter accedere al primo 20%, e poi sistemeremo le casistiche di volta in volta da sistemare. L'altra informazione importante che volevamo dare, che abbiamo dato ieri agli enti, ma vogliamo ribadire assieme a voi: ci piacerebbe che dal 28 febbraio al 31 di dicembre la Regione Veneto collaborasse in maniera molto stretta con le aziende ICT del nostro territorio, che sono partner fondamentali. Regione Veneto e gli enti del nostro territorio non vanno da nessuna parte se non abbiamo le modalità rispettose dei ruoli di regione e del mercato. Se non troviamo le modalità per collaborare e per accompagnare gli enti, percorsi di innovazione tecnologica nel nostro territorio diventeranno sempre più complicati. Ecco. Io avrei concluso la mia presentazione. Non so se ci sono, Antonio, allora, delle domande. Ci sono delle domande, sì. Aspetta Antonino, abbiamo una richiesta, nel senso che per il problema di collegamento qualcuno ci chiede di riepilogare la prima parte fino alla slide avviso regionale ANCI. Non so se vuoi farlo adesso o vuoi farlo dopo, magari alcune domande. No, va bene, lo faccio. Avviso regionale ANCI significa la prima parte dove abbiamo cercato di illustrare, immagino, i vari progetti che sono in corso. Sì, insomma, l'inizio, alcuni si sono persi proprio l'inizio fino all'avviso regionale ANCI. Va bene, allora riprovo a raccontare quella parte. In buona sostanza, quello che abbiamo voluto comunicare con quelle prime slide sono alcuni concetti di base. Il primo è che il 28 di febbraio scade l'obbligo per tutti il tempo per tutti i comuni di adeguare i propri sistemi di incasso a PagoPA. Quindi la prima informazione che ho cercato di dare è: attenzione, facciamo presente ai nostri enti, che poi decideranno in piena responsabilità,
28 febbraio c'è una scadenza di norma che dice che tutti gli incassi, non 2, 1, 10, tutti devono essere adeguati per utilizzare PagoPA. E non solo l'obbligo è a carico dei comuni, ma l'obbligo è a carico anche dei PSP e delle banche. In teoria, quello che oggi dice la norma è che le banche, i PSP non possono fare un bonifico a un ente se non tramite PagoPA dal 1° di marzo. Quindi non so se questa condizione si avvererà, che se tutti rispetteranno questa condizione, però oggi la norma dice questo, così come dice che chi non si adegua è sottoposto a delle sanzioni disciplinari in carico ai dirigenti che potrebbero mettere un ente in seria difficoltà. Se il 1° di marzo un cittadino alzasse la mano e dicesse io voglio pagare con PagoPA, tu comune non mi consenti di pagare, ti denuncio, una norma gli consentirebbe di aver ragione. Ecco, questo è un tema importante. E quindi l'obiettivo è di cercare di aiutare gli enti a essere consapevoli, poi l'ente deciderà come meglio approcciare questo fenomeno. La seconda cosa che abbiamo voluto portarvi in quella prima parte come informazioni è il bando nazionale che PagoPA ha pubblicato nelle settimane scorse. Non riguarda i comuni del Veneto. Perché non riguarda i comuni del Veneto? Perché abbiamo pubblicato questo bando di cui stiamo discutendo. Quindi per il Veneto tutti i comuni possono aderire facendo domanda al bando regionale. L'altro concetto che abbiamo cercato di esprimere in quelle slide è che il bando di cui oggi noi discutiamo, cioè questo di ANCI che riguarda PagoPA, SPID, l'Appio, è una delle varie opportunità che un comune e anche un'azienda ICT ha, perché è evidente che poi il processo per accompagnare gli enti a raggiungere i risultati previsti da questo bando, ma anche dagli altri, sarà un processo che vedrà protagoniste le aziende ICT, perché saranno loro a dover in qualche modo accompagnare l'ente nel raggiungere i risultati. Quindi, oltre al bando di ANCI regionale, abbiamo un bando, si chiama Agire la cittadinanza digitale, e nei mesi scorsi 7 province del nostro territorio hanno presentato 7 progetti che riguarderanno 270 comuni sui temi di razionalizzazione del CED, servizi e interoperabilità. Anche qui questi progetti hanno bisogno della collaborazione delle aziende ICT del nostro territorio. È un'opportunità per gli enti per avere delle risorse da investire nella gestione digitale dei servizi di questi 270 comuni, e anche in questo caso la collaborazione degli enti del nostro territorio, delle aziende del nostro territorio è fondamentale, perché saranno ragionevolmente questi soggetti, le aziende ICT, a mettersi a fianco dei nostri comuni per razionalizzare i CED, per erogare i servizi, per utilizzare l'interoperabilità. Così come l'altra informazione che volevamo darvi è: stiamo cercando di proporre un progetto a valere sui fondi del Dipartimento della Funzione Pubblica, quelli dedicati ai comuni sotto i 5.000 abitanti. Abbiamo aggregato già 150 enti e faremo la prima domanda i primi giorni della prossima settimana per chiedere nuove risorse. Puntiamo ad aggregare gli oltre 280 comuni sotto i 5.000 abitanti del nostro territorio, quindi siamo arrivati a 150, ma ci aspettiamo di raggiungere tutti i 280 comuni, e qui la richiesta di collaborazione è: avvertite i comuni sotto i 5.000 abitanti che fossero vostri clienti che c'è questa opportunità di avere del denaro fresco
o comunque se non sono contributi, delle attività che verranno finanziate per percorrere la strada dell'innovazione tecnologica nel nostro territorio. Quindi nella prima parte io ho voluto dire queste cose in buona sostanza. Attenzione, c'è una norma, attenzione, ci sono varie opportunità su vari progetti che vedranno gli enti, ma soprattutto le aziende ICT protagoniste di questo percorso. Spero di aver riepilogato la prima parte. Comunque sappiate che oltre a questo webinar noi siamo disponibili a darvi tutte le informazioni che vi servono per sviluppare concretamente questo concetto di collaborazione, ad esempio attraverso i percorsi di qualificazione dei vostri prodotti per essere integrati con le piattaforme abilitanti regionali. Ecco, questo quanto. Se Ok. Sì, allora adesso ci sono delle domande e quindi do la parola a Federica Broccali per la sessione sulle domande, ne abbiamo già ricevute alcune. Prego, sì, buongiorno Federica. a tutti. Allora, sono arrivate due domande, una da parte del signor Daniele Crespi di Maggioli, che chiede se sono state viste le novità della nuova premialità aggiuntiva della carta d'identità elettronica che permette di raggiungere un teorico più 40% e chiede se varrà anche per il bando in questione. Se Daniele è in collegamento, gli chiederei la cortesia di chiarire la domanda, perché francamente non mi è chiara. Se è in linea. Non è in linea, ma può completare la questione sulla chat a disposizione certo, dello streaming. noi comunque la vediamo. E poi c'è una domanda del signor Roberto Casonato che chiede se un ente provvede all'adesione in forma aggregata entro l'11 febbraio 2021, in che data è prevista l'attivazione dei 25 servizi in modalità spontanea? Allora, quello che ci stiamo preparando a fare è che sicuramente tra l'11 febbraio e il 28 febbraio, prima del 28 febbraio, l'ente avrà configurato tutti i 28 nuovi dovuti per poter naturalmente raggiungere il primo 20%, quindi gli obiettivi del primo 20%. Ok, basta, non ci sono ulteriori domande al momento. Se qualcuno vuole approfittare poi per... ecco, Sì, forse una. Sì, il C'è una signor... precisazione da parte di Crespi. Esatto, dice che il 14 gennaio è stato modificato l'avviso introducendo questa nuova premialità del teorico più 40%. Ecco, però credo che Daniele Crespi si riferisca all'avviso nazionale, che ha una sua logica, che sarà diversa, che è diversa naturalmente dalla logica del nostro avviso. Come sarà in qualche modo definita la premialità per quelle regioni, sono 6 in Italia, compresa la regione del Veneto, che hanno deciso di sviluppare non solo un avviso che distribuisse un po' di risorse, ma come dicevo in premessa, l'idea di Regione del Veneto, la nostra convinzione è che non sono sufficienti le risorse, tra l'altro non così importanti a livello di ciascun comune, che non sono sufficienti le risorse per poter mettere nelle condizioni di trasformare digitalmente un'amministrazione. Quindi noi abbiamo fatto la scelta di, così come le altre 6 regioni,
di svolgere appieno il nostro ruolo di intermediari tecnologici e di accompagnare gli enti con la formazione, con gli strumenti, con la comunicazione, con i servizi di assistenza. Come il concetto di premialità si applicherà a queste 6 regioni ancora non lo sappiamo, quindi non so dare una risposta in questo momento a Daniele. Antonino, mentre aspettiamo le domande, scusate, io mi devo staccare, devo andare a un'altra videoconferenza. Volevo solamente salutare tutti e ringraziare della presenza e ringraziare soprattutto per il lavoro che ci vedrà coinvolti nel futuro. Grazie ancora a tutti, vi saluto. Ciao Adelfo. Arrivederci. Arrivederci. C'è una nota sempre del signor Giuseppe Perrazzelli che dice: nella valutazione finale delle attivazioni, al fine di ottenere la convalida del finanziamento e si usano i software regionali, quanto viene verificata l'interoperabilità con i software di back office in uso presso il Comune? Allora, l'avviso regionale non ha requisiti riguardo al collegamento con i back office. L'avviso regionale, come quello nazionale, tra l'altro, prevede come requisiti il fatto che l'ente metta a disposizione 1 o 2 dovuti, che questi dovuti siano disponibili sull'APIO e così via. Il fatto che poi tutto questo avvenga in un modo piuttosto che in un altro, integrando o non integrando, non fa parte dei requisiti dell'avviso regionale. Quello che c'è da dire è questo, e ringrazio Giuseppe Perazzelli per la domanda e quindi per l'opportunità, insomma, di utilizzare questo spunto di riflessione. È evidente che se noi ci limitassimo a pubblicare questi 25 dovuti entro febbraio e entro dicembre il 70% dei dovuti, e non cogliessimo l'occasione di trasformare digitalmente i nostri enti. Che cosa significa trasformare digitalmente? Significa, ad esempio, integrare i processi di pagamento con i processi di back office, la contabilità, i vari verticali dei tributi che un ente ha nella propria organizzazione. Quindi il tema della qualifica dei prodotti e degli enti, sapete che noi stiamo portando avanti l'iniziativa del catalogo dei prodotti qualificati e delle aziende qualificate. L'integrazione, sia il risultato dei finanziamenti che noi diamo ai comuni, non solo con il bando ANCI Veneto sui fondi di innovazione, ma anche su quello di Agire alla cittadinanza digitale, anche sul prossimo che faremo sui fondi del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma anche su altri bandi che sicuramente nei prossimi mesi ci saranno. Noi speriamo che gli enti possano utilizzare questi fondi per creare gli automatismi necessari alla riconciliazione, alla regolarizzazione per quanto riguarda i pagamenti, a mettere a disposizione dei cittadini sempre nuovi servizi, e che si comprenda che Regione del Veneto sta cercando di mettere a disposizione degli enti del nostro territorio, ma soprattutto delle aziende ICT, delle piattaforme abilitanti che hanno bisogno dell'integrazione dei sistemi delle aziende ICT che sono disponibili presso gli enti dei nostri territori. Stiamo creando, questa è la nostra visione, stiamo creando un'opportunità di nuovo tecnologico, di prodotti, di quello che a Regione Veneto piacerebbe interpretare come ruolo, è quello di essere capace di integrare le varie piattaforme, sistemi, servizi dei vari fornitori tecnologici, di integrarli attraverso delle piattaforme standard regionali, l'identità digitale, i pagamenti e così via,
ma che non sono solo regionali, sono naturalmente anche nazionali, e che danno la possibilità a noi e alle aziende ICT di avere un punto di aggregazione, di standardizzazione per l'interoperabilità e per la facilitazione degli operatori del nostro territorio e per la semplificazione dei servizi ai cittadini. Ecco, questo è un po' il nostro obiettivo. Chiaro. Ci sono altre domande? E allora la signora Barbara dice: buongiorno, riassumendo per l'app Io, noi dobbiamo aderirvi seguendo nell'iter sia amministrativo tecnico in autonomia e pubblicare un primo servizio, e successivamente si aggiungeranno i 25 servizi di pago PA che state per pubblicare. È corretto? Allora, quello che accadrà concretamente è questo. Quando un comune aderisce in forma aggregata, mi sembra che la domanda si rivolga a un'adesione in forma aggregata, quando un ente aderisce in forma aggregata, il bando prevede che sottoscriva l'adesione anche ad alcuni termini di servizio che noi abbiamo elencato all'interno del bando stesso. Quindi, quando aderisce, anche tutta la parte formale di adesione a PagoPA e alla PIO e a SPID verrà risolta da Regione del Veneto. Solo nel caso in cui un ente non abbia già scelto su PagoPA la Regione del Veneto come intermediario tecnologico, se vuole aderire in forma aggregata dovrà prima dare Regione Veneto come intermediario tecnologico, e una volta che ha individuato la Regione Veneto come intermediario tecnologico vale lo stesso percorso degli enti che l'hanno già fatto. Quindi tutte le formalità PagoPA, SPID e APIO le risolveremo noi come intermediario tecnologico. Ribadisco, chi non ha già individuato la Regione del Veneto come intermediario tecnologico per PagoPA, per poter avere questo tipo di, diciamo così, opportunità, deve prima indicarci, perché altrimenti noi non riusciamo a indicare quell'ente come intermediato dalla Regione del Veneto. Benissimo. C'è il comune di Cittadella che dice: abbiamo aderito al progetto MyPay nel 2015, inserendo una serie di pagamenti che ad oggi non sono mai stati utilizzati. Mi date conferma che entro il 28 febbraio 2021 dobbiamo inserire 2 nuovi pagamenti, oppure è sufficiente iniziare ad utilizzarne 2? Se il comune di Cittadella fa domanda in forma aggregata, si ritroverà entro il 28 di febbraio 25 automaticamente, sarà una configurazione che noi facciamo per tutti gli enti, quindi il comune di Cittadella non dovrà fare nulla, ma entro il 28 di febbraio si ritroverà 25 dovuti, quindi quelli che ha più quelli che servono ad arrivare a 25. Lì avrà, ribadisco, in standard tassonomia Agid, che vi ricordo è obbligatoria entro il 28 di febbraio, perché altrimenti non raggiungiamo gli obiettivi del 20%. Quindi il comune di Cittadella, se decide di aderire in forma aggregata, avrà 25 dovuti, e noi faremo tutte le comunicazioni ad Agid, a PagoPA, Agid per SPID, PagoPA e per APIO i pagamenti, faremo tutte le comunicazioni per dire quel comune ha raggiunto +2, ha i servizi su APIO, ha i servizi su SPID. La cosa che mi dà la possibilità di questa domanda di ribadire ancora una volta è che non basta avere i online. I dovuti devono essere utilizzati dai cittadini se vogliamo avere i finanziamenti e le premialità, perché a livello nazionale
si andrà a vedere se ci sono transazioni o se non ci sono transazioni. Non c'è scritto da nessuna parte nell'avviso che dobbiamo raggiungere un numero minimo di transazioni, ma è evidente che se noi non dal 1° marzo diciamo ai nostri cittadini che i pagamenti verso la pubblica amministrazione non più come erano abituati prima, ma si fanno con i nuovi sistemi, non solo rischiamo di non prendere il contributo di questo bando, ma sicuramente siamo fuori norma. Prima che il 28 di febbraio scade la possibilità per un cittadino di pagare una pubblica amministrazione fuori PagoPA. Bene, c'è un'altra domanda del signor Giorgio Cicogna che dice: nel territorio veneto e nazionale ci sono aziende fornitrici di servizi per la PA che operano in posizione predominante, escludendo di fatto le aziende minori quali la nostra. Cosa fa Regione Veneto per sostenere le aziende locali di servizi? Beh, è una domanda, diciamo così, che richiede una risposta che io non sono in grado di dare, nel senso che potrei solo elencare quello che sta facendo la mia direzione, e credo di averlo fatto fin qui, e naturalmente i nostri sistemi sono rivolti a tutte le aziende ICT del nostro territorio. È una domanda che io non riesco, a cui non riesco a dare una risposta se non con tutto quello che ho detto fin qua. Nel mio, diciamo così, limite di essere un funzionario regionale che è responsabile solo di alcune progettualità e non della politica di innovazione tecnologica della Regione del Veneto, che merita una risposta al collega Giorgio Cicogna ben più ampia, ben più articolata di quello che riesco a fare io, insomma. Certo. Allora Barbara chiede se sono previste ulteriori attività mirate ai responsabili della transizione digitale dei comuni medio-piccoli. Assolutamente sì, stiamo proprio in queste ore riprogettando la campagna per lo sviluppo delle competenze digitali e la campagna di governance che andrà a toccare tutta una serie di temi e di momenti di confronto sia con gli enti sia con le aziende ICT, per cui nelle prossime settimane saranno pubblicate queste due campagne che metteranno a disposizione tutta una serie di opportunità per aziende e per i nostri colleghi del territorio su vari ambiti. C'è un'ultima domanda di Laura Petroccia, ADS e Asso Software, che dice: buongiorno, come verrà verificato il raggiungimento degli obiettivi 12-2021 relativamente ai pagamenti? Lo ritenete un obiettivo raggiungibile considerando la grande quantità di pagamenti effettuati mediante F24? Allora, in questo momento diciamo così, la competenza, la responsabilità di verifica del raggiungimento dei risultati è in capo ad Agid per quanto riguarda SPID e a PagoPA SPA per quanto riguarda pagamenti e APIO. Raggiungere il 20% o il 70% nella modalità che noi abbiamo proposto come Regione Veneto, cioè quella degli spontanei, diciamo così, è fattibile, è ragionevole che si riesca a raggiungere entro il 31 dicembre e entro il 28 febbraio, come abbiamo cercato di spiegarvi, abbastanza
ragionevole si possa raggiungere il 70%. Io ricordo che non c'è scritto il 70% delle transazioni, c'è scritto il 70% dei dovuti. Quindi credo per un comune che ha a volte 100, a volte 50, a volte 30, dipende dalle dimensioni del comune, dalla tipologia di incassi che mette a disposizione dell'ente, raggiungere quel 70% come possibilità di far pagare ai cittadini i dovuti su pago PA. Dopodiché ricordo che la normativa attualmente prevede che se un tipo di dovuto è indicato da norme di legge che debba essere pagate con forma diversa, ad esempio F24, quel dovuto può continuare a essere pagato con F24 perché c'è una norma che consente il pagamento di quel dovuto con F24. E quindi ecco, spero di aver risposto alla domanda. In ogni caso, insomma, se ci fossero altri e ulteriori necessità di confronto, noi naturalmente siamo sempre disponibili. Scusa Antonino, ci sono altre 2 domande nel frattempo che si sono aggiunte. E allora, Pierpaolo De Paris dice: se un ente dispone di soluzioni di terze parti e ha aderito anche ad alcune delle soluzioni regionali, deve presentare domanda in forma singola o in forma aggregata? Allora, il mio consiglio è che lo faccia in forma aggregata. Perché questo? Perché se lo fa in forma aggregata e chiaramente è compatibile con le sue scelte organizzative di ente, di aver pubblicato i 25 dovuti da subito e poi nel corso del tempo si capirà come meglio mettere la situazione di quell'ente con maggior razionalità. Il mio consiglio è che lo faccia in forma aggregata, perché questo poi mette l'ente all'interno di un contesto aggregativo regionale, dà la possibilità di utilizzare poi altre forme eventualmente di finanziamento e non esclude il fatto che l'ente possa tenersi sistemi, come ho cercato di spiegare, che attualmente ha, sia sistemi che gestiscono pagamenti utilizzando l'intermediario tecnologico regionale, sia che utilizzano sistemi che utilizzano per il pagamento altri intermediari tecnologici che si affiancano all'intermediario tecnologico che quell'ente ha e che è Regione Veneto. Quindi la cosa che conviene è farlo in forma aggregata. Se poi la domanda è: in prospettiva è conveniente per un ente avere 2 intermediari tecnologici o più? Problema complesso che merita una riflessione ampia, però se volete il mio personale parere, avere molti intermediari tecnologici è sicuramente una complicazione, da dire non solo per l'ente ma anche per le aziende ICT che propongono vari intermediari tecnologici. Quindi in prospettiva che sia l'intermediario tecnologico regionale, sia un altro intermediario tecnologico a gestire il sistema informativo dell'ente, io consiglierei sceglietene uno e continuate con quello. Per quanto riguarda ISO, potrebbe essere più conveniente presentare domanda in forma aggregata. Se poi il fornitore e l'ente vedono che i risultati previsti per il 28 di febbraio, per il 31 dicembre, sono tranquillamente raggiungibili con il sistema dell'intermediario tecnologico che insiste, privato, insomma diverso dalla Regione del Veneto, direi
da che se non avete nessun problema. Sempre a proposito dell'aggregazione dei comuni, il signor Giorgio Cicogna dice, per quanto riguarda proprio l'adesione dei comuni in forma aggregata, come funziona, quanti enti minimo, chi costituisce l'aggregazione e le regole minime per l'aggregazione. Allora, per quanto riguarda la domanda in forma aggregata, il fatto che un ente faccia una domanda in forma aggregata e accetti di utilizzare le piattaforme abilitanti regionali costituisce titolo di aggregazione, diciamo così, parlo a Giorgio per dire che non è che basta aderire in forma aggregata, appunto. Poi magari se Giorgio ha bisogno di ulteriori delucidazioni sul tema sono disponibile. Perfetto. C'è proprio un'ultimissima cosa della signora Laura Bovenzi che chiede se si pensa di fare a breve un'altra sessione di approfondimento come questa, se è in programma. Allora, sì, abbiamo giusto discusso ieri che abbiamo avuto un webinar con i comuni abbastanza partecipato, che magari, non dico la prossima settimana, ma insomma con qualche giorno prima della conclusione dell'11 marzo probabilmente faremo ulteriori iniziative di questo tipo. Sicuramente i nostri colleghi di Veneto Innovazione, di ANCI Veneto, si faranno parte attiva da qui all'11 febbraio, dare tutti gli enti. Ci piacerebbe che i nostri colleghi delle aziende ICT aiutassero le aziende del nostro territorio a cogliere l'occasione di avere questi contributi. Sono contributi che poi necessariamente mi viene in mente che andranno a finire in servizi che i comuni chiederanno alle aziende ICT, quindi si tratta di creare un volano informativo che poi possa portare vantaggi a tutti, alla regione che vede gli enti che cominciano a trasformarsi tecnologicamente, agli enti che vengono aiutati dalle aziende ICT e alle aziende ICT di aumentare le loro occasioni di mercato. Ecco. Bene, le domande sono finite. Ok, allora questo era per informarvi che riceverete tutti gli iscritti, in realtà non solo i partecipanti, ma anche coloro che si sono iscritti e che magari non sono riusciti a collegarsi all'inizio, riceveranno un link, a brevissimo un link con il video integrale, diciamo, dell'incontro, così magari potranno visionare soprattutto la parte iniziale che in molti hanno perso. Ecco. Quindi tramite email questo. Poi sarà reso disponibile comunque, come di prassi, sia il video integrale che verranno rese disponibili le slide e i materiali illustrati sulla MyExtranet come al solito. E non so, Antonino, credo che appunto siamo nel momento della conclusione, non so se vuoi parla tu magari. Sì, allora ho già parlato troppo, quindi veramente dico solo due cose in aggiunta. Riguardano in maniera particolare i processi di qualificazione delle aziende ICT del nostro territorio. Questi processi di qualificazione sono fondamentali non solo per dare la possibilità agli enti di essere più coerenti con tutte le iniziative che stiamo facendo, ma quei processi di qualificazione, il fatto che un'azienda sia o meno qualificata sarà sempre più importante per i prossimi finanziamenti. Quindi
Vi chiedo scusandomi se in queste settimane cariche di lavoro per tutti, purtroppo abbiamo dovuto cogliere l'occasione di questo bando veramente in poche settimane e quindi siamo stati veramente presi in interlocuzioni con il Ministero, con i dipartimenti, con Paolo PA che ci hanno portato via tanto tempo. Mi scuso se noi non siamo stati così efficaci nel rispondere ai processi di qualificazione. Ecco, se dovessi dire una cosa, chiudendo, sottolineando l'importanza di questi processi di qualificazione per le aziende ICT e quindi invitando tutti a fare le domande di qualificazione. Sapete che sul nostro sito sono disponibili tutti i documenti e in ogni caso se avete bisogno di qualsiasi tipo di informazione potete scrivermi. Il mio indirizzo di posta elettronica credo che sia noto, antonino.mola@regione.veneto.it. Con quest'ultimo invito ringrazio veramente tutti. Io spero che i prossimi mesi e anni siano veramente ricchi di occasioni per la pubblica amministrazione e il mercato. C'è tanto lavoro da fare e dobbiamo farlo grazie alla vostra collaborazione. Vi saluto veramente e grazie ancora. Alla prossima occasione. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci.